Il 14 marzo di mattina ero qui che aspettavo la barca con i clienti e mi sono messo a guardare l'albero e pensando che era tanto inclinato sarebbe stato meglio pontellarlo oppure tagliarlo perché era un pericolo. In queste ore Cristiano Tagliapietra è diventato improvvisamente famoso. Dopo la caduta dell'albero a Piazzale Roma, in tantissimi a Venezia hanno riproposto quanto aveva postato su Facebook 2 mesi e mezzo fa. Accanto ad una foto dell'Arice, naturalmente ancora in piedi, Tagliapietra scriveva: «Cosa aspetta il comune di Venezia a puntellare questo albero? Qui passano decine di persone, se cadesse sicuramente ne ucciderebbe qualcuna». C'erano state risposte a quel post poi alla fine. Sì, tutti mi chiedevano ma chi sei un tecnico, ma cosa scrivi, ci sarà qualcuno che ci metterà le mani e invece dopo c'era gente che mi ha detto hai visto è caduto, avevi ragione. Più l'amarezza di aver avuto ragione. Esatto. Se la caduta dell'albero fosse prevedibile o meno è uno dei grandi dibattiti che sta scuotendo la città, assieme ad un'altra riflessione. Considerando il numero di persone che passano qui, il bilancio dei feriti sarebbe anche potuto essere più grave. Diciamo che qualche angelo custode, l'angelo Gabriele, quello del Campanile di San Marco, ci ha messo l'occhio. Perché lei dice poteva finire molto peggio. Sì, poteva ammazzare. Ma lei prima mi diceva che si capiva che doveva essere abbattuto, perché? Sì, perché se noi guardiamo le radici, l'apparato radicale, lo vedete, ha diversi colori. Io non vedo che abbiano fatto trivellazioni per vedere la sanità delle radici dell'apparato radicale, per cui è una concausa. Poco distante incontriamo l'avvocato Matteo D'Angelo di Riprendiamoci la città, che risponde a chi in queste ore ha attaccato le associazioni ambientaliste e le loro battaglie per salvare gli alberi dagli abbattimenti. Le polemiche quando ci sono è quando tagliano gli alberi, quando non serve, quando creano zone e isole di calore in vie che sono protette dagli alberi per metterci dei fiorellini o degli alberi rinsecchiti. Abbiamo il Bosco dello Sport in costruzione, forse sarebbe il caso di pensare ad una mappatura seria dello stato del nostro verde e cominciare a curare quelli che ci sono e che sono sani, tagliare quelli che sono morti e piantumare nuovamente le zone che prima vedevano delle coperture importanti.